Carissimi amici, un saluto speciale oggi. Siamo verso la fine del mese di marzo. Un saluto speciale, dicevo, sempre da Gemona del Friuli. Mi sono fermato mentre sto camminando in via Dante Alighieri, ecco, è una traversa, questa è una via che attraversa Dante Alighieri, ecco questo cespuglio di rosmarino, pensate un po', un cespuglio di rosmarino, e ho visto che ci sono molte api che stanno raccogliendo il nettare. Pensando proprio al miele, mi sono soffermato per riprendere il lavoro di queste piccole creature che stanno raccogliendo da questi piccoli fiori. Noi facciamo i nostri lavori e le api fanno il loro lavoro e ci regalano un qualche cosa di straordinario. Forse mi sono avvicinato troppo e si sono un po' spaventate adesso, oppure hanno fatto la loro raccolta. Bene, dato che siamo qui, allora mi giro e vi faccio vedere un po' il panorama qui della nostra città di Gemona. Ci sono delle macchine che passano, ecco questa piccola traversa di via Dante Alighieri, siamo verso Piovega, sto per ritornare presso la casa degli stimatini e vediamo, c'è qui anche un bellissimo, una bella confezione di fiori, di primule, molto, molto bella. Guardate che spettacolo! E che varietà di colori. E mentre sentiamo la musica di questi uccelli, purtroppo disturbati dalle macchine che passano, ecco c'è anche questo albero fiorito, un ciliegio, e anche qui ci sono le api che stanno raccogliendo. Sentite il canto degli uccelli e poi mi alzo verso questo cielo azzurro splendido. Ebbene, mentre contempliamo questo cielo azzurro, questa giornata splendida primaverile, un saluto carissimo a tutti voi. Una buona giornata, una buona settimana santa e una buona Pasqua.